Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica. Qui a Salerno ragazzi molto nuvoloso come potete vedere ragazzi, e fa davvero freddo ragazzi, la verità, stiamo a 3 gradi, quindi davvero si sente stavolta che fa freddo, quindi una giornata veramente, la prima secondo me, dove fa davvero molto freddo, quindi non credo che possa migliorare, perché tutte queste nuvole ragazzi è proprio come diciamo noi aria di neve, quindi se qui si abbassasse di un poco, dico ragazzi, la temperatura, secondo me un po' di neve potrebbe pure imbiancare questa montagna di fronte. Diciamo, come potete vedere le nuvole stanno proprio sopra casa, sono nuvole di freddo proprio. Secondo me da qualche parte starà facendo la neve sicuramente, penso più nelle zone interne più alte. Ricordo che qua dall'altra parte si vede il mare, quindi diciamo che secondo me, tipo che ne so, ad Avellino, forse da quelle parti lì, sicuramente un po' di neve la sta facendo. Qui ripeto, sto vicino al mare di fronte ragazzi, stiamo a 3 gradi, quindi penso che nelle zone interne lo faccia. Quindi ragazzi, da Salerno è tutto, quindi stiamo a 3 gradi, fa freddo ragazzi, tira un po' di vento, nulla di che, però molto, ciao Diego, molto nuvoloso e fa freddo davvero, quindi stiamo a 3 gradi, ripeto, per chi adesso si è messo in linea, quindi diciamo che se scenderebbe un po' la temperatura potrebbe pure fare un po' di neve, quindi le nuvole sono proprio belle strette strette, c'è un po' di vento, questo sì, ma l'aria nella faccia si sente ghiacciata, quindi sì sì Diego, qua stiamo a 3 gradi Diego, adesso l'ho controllata prima di fare la diretta, quindi diciamo ragazzi che qui a Salerno, da questo lato qui ma pure dall'altro che già ho controllato, è così tutto nuvoloso, strano diciamo, sembrano nuvole di neve, come dico io, aria di neve. Vi auguro buona domenica a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi sul canale. Ciao a tutti ragazzi, in caso fa la neve è diretta subito, quindi non vi preoccupate. Ciao a tutti.